attracca la seconda invasatura di Messina. Per la composizione e scomposizione dei tromboni locomotori da manovra come i V145 e i V214 per le piccole composizioni. Con differenze estetiche e di allestimento meccanico, sono state sviluppate per operare prevalentemente in ambito portuale. Le unità in servizio a Villa San Giovanni a Messina appartengono al lotto di fabbrica 15 e 15. Viene alzato il ponte con due sezioni, una per Palermo, che mantiene il numero 700, e a Siracusa e Palermo. Il portellone viene abbassato e ci si appresta alla manovra di inversione appena fuori la diga foranea. Inizia la navigazione che in 35 minuti ci porterà a Messina. I passeggeri del nostro treno sono scesi dalle vetture e si godono lo splendido paesaggio dello stretto di Messina. Questa nave, costruita dalla Fincantieri a Palermo, è entrata in servizio il 7 giugno del 1985 ed è la più nuova nave tradizionale delle ferrovie dello Stato, tanto da essere considerata l'ammiraglia della flotta. È lunga 145 metri e larga poco più di 18 metri, con una stazza lorda di 5.600 tonnellate e in grado di trasportare contemporaneamente 16 carrozze ferroviarie, 150 autovetture e 1.200 passeggeri su 3 ponti, con una velocità massima di 20 nodi. Ne approfittiamo per dare uno sguardo all'impianto siciliano, dotato di scalo merci per la composizione e scomposizione dei convogli legati al traghettamento, posizionato parallelamente al fascio partenze. Anche a Messina è possibile utilizzare contemporaneamente più invasature e quindi effettuare più manovre di imbarco-sbarco.
Sono troppo lontani i giorni in cui si recuperavano i traghetti affondati durante il periodo bellico e gli appropriati in cui il lavoro del uomo aveva tutta l'importanza di questo, quello della rinascita pure, la cui sistemazione è visibile in questo disegno. Questo è il ponte dei binari, sotto di esso quello degli alloggi equipaggio e l'apparato motore, con due diesel sovralimentati della potenza di 3200 cavalli. Quindi quanto tempo è impiegato adesso?